Parliamo di alcune problematiche che ci sono qui a Portogruaro con Riccardo Rodriguez, consigliere comunale della lista Portogruaro più. Infine, volevo chiederti, non so se hai presente qui vicino dove c'è la rotonda di Viale Trieste, se tu hai presente il tratto finale di Viale Isonzo, sotto c'è un sottopasso. Ora quello io ho visto in origine doveva essere un sottopasso ciclopedonale, doveva essere percorribile sia dalle biciclette che dai pedoni. Invece è solamente pedonale. Non so come mai c'è stata questa modifica. In più noto anche che i cittadini di Portogruaro, se devono attraversare la strada, anche in bicicletta che non si potrebbe, usufruiscono invece delle strisce pedonali che ci sono in superficie. Cioè in sostanza è stata un'opera che non risulta molto efficace utilizzata dalla cittadinanza. In più, sempre lì dove c'è il monumento che ricorda l'antica idrovora, lì ci sarebbero due vasche che dovevano essere riempite di acqua corrente, a testimonianza c'era scritto del flusso dell'acqua che da nord va verso sud, però le vasche sono completamente vuote. Allora siamo di fronte a due opere che volevano, non so, agevolare la cittadinanza, rendere più bella la nostra cittadina, ma che alla fine dal punto di vista economico, parlo delle vasche, non è sostenibile. Allora, per quanto riguarda le vasche, sono perfettamente d'accordo con te, cioè se si doveva dare testimonianza della vecchia idrovora, lì dovrebbe essere, in queste due vasche dovrebbe esserci sempre il flusso dell'acqua Se no le riempiamo corrente, d'erba, facciamo un tratto. se no diventa un posto dove si scarica di tutto e di più, dove si raccolgono foglie degli alberi, dove cresce erba e quindi all'occhio diventeranno, a questo punto diventeranno, non diventerebbero, diventeranno anche brutte e puzzolenti da sentirsi. Per quanto riguarda la questione del sottopasso che hai poc'anzi sottopostomi, il problema qual è? Il problema è che è vero che il sottopasso era nato per quell'uso di cui tu mi dicevi, ma è anche vero che viene usato, per esempio io lo uso quando mi devo spostare per Portogallo, ma per problemi miei personali, ma ho visto che a parte qualche anziano effettivamente nessuno lo usa, probabilmente perché ormai i sottopassi, ma anche quelli in centro città come questo qui di cui stiamo parlando, sono sempre stati visti luoghi abbandonati e quindi magari c'è anche, credo, questa è un'opinione del tutto personale, quindi sindacabile, la paura di trovarsi qualcuno o qualcosa sotto questi passaggi sotterranei che magari la gente istintivamente si rifiuta di percorrere. Comunque questo è il classico esempio di uno spreco, perché mi pare che siano stati spesi per quell'opera alcuni milioni di euro all'epoca, quindi è sicuramente in tempo di crisi è la manifestazione più chiara di uno spreco, anche se la stessa opera, se usata bene, potrebbe avere una sua efficacia. Forse sarebbe stato usato se non avessero fatto i due attraversamenti a raso, perché abbiamo i due attraversamenti a raso e il sottopasso. Forse se non avessero pensato ai due attraversamenti a raso, allora sì, quest'opera avrebbe avuto senso. O l'uno o l'altro in O l'uno o l'altro, sostanza. cioè io credo che l'uno esclude l'altro.